Il ragazzino si è scusato, era molto confuso secondo me, emozionato, e quindi a me è bastato vederlo, ci siamo guardati negli occhi e penso che uno sguardo delle volte vale più di mille parole. Per un attimo un sorriso torna sul volto di Mauro Girelli. I danni provocati dal raid vandalico compiuto da tre tredicenni ammontano ad almeno 100.000 euro e la sua azienda di serramenti in legno a Santa Elena, vicino ai giardini della Biennale e allo stadio in cui il Venezia ha da poco riconquistato la Serie A, è ancora ferma, ma quella visita inaspettata lo ha colpito nel profondo. E nel pomeriggio, tardo pomeriggio, è arrivata una signora accompagnata da un bambino ed era la mamma di uno di questi tre ragazzi che è venuta a scusarsi ed era molto molto provata ed emozionata, e insomma abbiamo parlato con questo ragazzino e speriamo che la lezione sia servita proprio per farlo crescere. Gli ho detto: usa il tuo cervello, non usare quello degli altri, che è una cosa fondamentale. Hai detto anche un'altra frase per quello che riguarda la mamma. Ricordati le lacrime di tua madre, che insomma m'hanno emozionato anche a me. Ci vorrà però molto tempo per Mauro e i suoi 7 collaboratori perché le conseguenze di quella devastazione diventino un ricordo. Peraltro, in un secondo raid i ragazzini hanno anche tentato di appiccare diversi incendi. Di integro negli uffici non è rimasto niente. Oltre al fermo azienda abbiamo le consegne ferme, non possiamo iniziare assolutamente nulla. La prossima settimana saremo chiusi e penso, se saremo bravi, di fare metà della settimana dopo, quindi 2 settimane e mezzo di chiusura.